annunciato, la protesta sarebbe stata più eclatante. Stamane 250 lavoratori al terzo giorno di sciopero perché senza stipendio hanno bloccato la città da Marghera a Spinea. Nuove polemiche sul trapper Nicki Savage che si esibirà domenica all'Area City di Mestre. Gli organizzatori non fanno passi indietro dalla Fondazione Festo. L'appello ai giovani e alle loro famiglie andate in altri locali. Il sindaco Luigi Brugnaro a 360 gradi intervistato dal direttore Bacialli nel suo talk show Focus, dall'inchiesta Palude agli scenari futuri per la città. Le associazioni dei risparmiatori truffati lanciano un allarme su quel che resta delle banche venete dopo il crack. 300 milioni rischiano di andare in fumo, intervenga la politica. Consumi, costi, emissioni, infortuni e malattie professionali. L'ULSS 3 Serenissima ha concluso uno studio sull'ospedale di Venezia e sui servizi offerti. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Subito in primo piano, lo avete sentito, una nuova giornata di protesta dei 250 lavoratori di una ditta in appalto a Fusina e senza stipendio, blocco delle strade e caos traffico sulla Romea e a Marghera. Sono 3 giorni che veniamo presi letteralmente in giro con delle promesse che poi non sono state e oggi abbiamo deciso di bloccare la città. È stato proprio un intento bloccare la città, perché comunque solo con la lotta si portano dei risultati, senza lotta nessuno ci regala niente. Al terzo giorno di sciopero i 250 lavoratori della SOMI, impresa appaltatrice della centrale termoelettrica Andrea Palladio di Enel a Fusina, si sono posizionati sulla strada attorno alla centrale, bloccando il traffico sulla statale tra Marghera e la rotonda Romea. La protesta ha causato disagi significativi, con automobilisti che hanno segnalato traffico paralizzato e code in direzione Ravenna, via Fratelli Bandiera, sull'asse Spinea-Miranese e lungo la riviera del Brenta e la camionabile. I lavoratori protestano per il mancato pagamento degli stipendi di novembre. Adesso stiamo aspettando un incontro perché l'Enel è la commessa, poi c'è una rete temporanea di imprese che hanno un contratto legale. Se una impresa di quella salta, devono prendersi carico loro, ma loro dicono che non sono una banca, l'Enel non fa beneficenza e chi paga sono i lavoratori. Noi adesso stiamo dando un po' di disponibilità, ma se per oggi non abbiamo delle risposte, noi da oggi blocchiamo finché a oltranza, finché non si trova una disponibilità, perché i lavoratori hanno il diritto di essere pagati. Enel ha dichiarato di aver regolarmente retribuito le imprese appaltatrici, ma la SOMI lamenta il mancato pagamento di una fattura, creando una situazione di stallo. I lavoratori, esasperati e lontani da casa, rischiano di non vedere neppure la 13ª e chiedono urgentemente il pagamento degli stipendi dovuti. Enel precisa di aver sempre regolarmente retribuito le imprese mandanti della RTI, tra cui quindi anche l'azienda SOMI, per l'attività svolta nel cantiere di Fusina. Enel conferma la propria estraneità rispetto alle azioni messe in campo dalla RTI, formata da Bonatti SPA, SOMI Impianti Demolizioni SRL, Idromacchine SPA e Scandiuzzi Steel Construction SPA nei confronti dei propri dipendenti. Notizia in aggiornamento perché è arrivata pochi minuti fa in redazione il fatto che potrebbe tutto risolversi entro la prossima ora, come invece no, stanno attendendo infatti un documento con la presa in carico dei pagamenti da parte della RTI. Se dovesse arrivare tutto come concordato telefonicamente, la questione si dovrebbe sbloccare. Notizia dunque in aggiornamento. E ci sono nuove polemiche sul trapper Nicki Savage che si esibirà domenica all'Area City di Mestre. Andate tutti al Molo 5 e andate tutti sul Sale da Ballo dove c'è il rispetto delle persone. Mi auguro che l'Area City faccia un passo indietro. Al centro del contendere ancora una volta il trapper Nicki Savage, che domenica si esibirà nella discoteca Area City di Mestre e su cui gli organizzatori hanno già fatto sapere di non voler indietreggiare, come ad esempio fecero i gestori del Molo 5 di Marghera lo scorso marzo, annullando invece l'evento e rimettendoci di tasca propria. E così a Bassano e nel Trevigiano. Il trapper infatti si rivolge a un pubblico di giovanissimi con testi volgari che sviliscono pesantemente la figura femminile, e la Fondazione Festo insieme a tanti genitori è nuovamente sul piede di guerra. E continuiamo a vedere invece imprenditori che
speculano su questo tipo di attività, che è una cosa veramente che ci lascia ramaricati e tolleriamo questo tipo di substrato culturale. Ma la responsabilità dell'educazione dei nostri più giovani, perché poi sono i più giovani che vanno a questo tipo di manifestazioni, è di tutti noi adulti. Dobbiamo costruire una società educante e di questa responsabilità non si possono tirare indietro, soprattutto chi gestisce i momenti di tempo libero, di svago, come le sale da ballo. Siano responsabili, ed è un appello che rinnoviamo, ci ripensino quelli dell'area. Soprattutto alla luce di quanto si sta facendo per dire no alla violenza sulle donne. Continuare a far esibire persone che invece vanno contro il rispetto e fanno di questo una professione, io penso che siamo veramente arrivati a un livello in cui noi dobbiamo fare delle scelte. La politica deve intervenire attraverso la SIAE, attraverso provvedimenti legislativi. Bisogna fermare questo tipo di movimento. La proprietà dell'Area City, ribadendo la volontà di far esibire Savage, ha proposto un confronto che però non c'è stato, dal momento che la richiesta è una sola, quella di non dare spazio a canzoni come quelle del trapper. L'intervista del nostro direttore Luigi Bacialli a Brugnaro, un'intervista a 360 gradi, sentiamo. Il bilancio lo lasciamo tirare ai cittadini e anche a quelli che poi riusciranno anche negli anni a venire a vedere quello che abbiamo realizzato. Credo che sia più corretto rispondere così. Certamente il momento per me è complicato, visto che sono anche sotto inchiesta, e questa cosa qua ovviamente è un peso che mi porto nel cuore, insomma, non c'è dubbio, però sono sempre sereno, continuo a restare sereno, anche se è un'esperienza che mi ha segnato, mi segnerà la vita per quello che sarà il mio ricordo personale. Inizia così la lunga intervista del direttore Bacialli al sindaco Brugnaro, che si racconta a tutto campo, partendo proprio dall'inchiesta Palude, che lo vede indagato per corruzione. Mi difenderò in ogni sede perché non ho fatto niente, so di avere la coscienza tranquilla, poi uno dice lo dicono tutti così, e allora io so che in 63 anni non ho mai preso uno spillo da nessuno, non ho mai fatto promesse, non ho mai fatto reati, ma neanche millantato cose. E per cui continuo a fare con grande lena il mio lavoro di sindaco. L'ho già detto, qualsiasi cosa fosse, io continuerò a fare il lavoro di sindaco fino alla fine, che da quello che è arrivato il decreto l'altro giorno sarà in primavera del 2026. La città deve guardare al futuro, continua il primo cittadino. Dobbiamo vedere che cosa dobbiamo immaginare per i prossimi 10 anni. Ecco, e la foto che ho visto ieri, sono ancora che rido, del centro-sinistra che sono uniti, pronti per la campagna elettorale che avverrà in primavera 2026, un po' prestino per partire, e hanno detto che i programmi li faranno. Ecco, questa è la mia opposizione, gente che non sa assolutamente cosa proporre in alternativa. Brugnaro poi dice la sua anche sull'eventuale terzo mandato in regione. Io sono tendente a escluderlo il terzo mandato, e per come la penso io, secondo me è anche giusto. Lo dico perché è bene che ci sia anche un ricambio. Io non sono attaccato alla poltrona, lo faccio con spirito di servizio, l'ho sempre fatto. Ero presidente di Confindustria, non abbiamo mai preso €1. Io l'unica cosa che prendo dal comune è il caffè. Ciò che conta davvero per un amministratore sono le dimostrazioni concrete, evidenzia, dal bosco dello sport al Barcavelox. Moto ondoso, sei dagli anni 40 che parlano del moto ondoso, il moto ondoso distrugge bene, l'unico che ha fatto qualcosa pratica sono io. E conclude con lo spirito che da sempre lo caratterizza. Ferma Brugnaro, ferma, perché poi l'unica roba che si fare c'è il partito, fermano, se no fa massa bella figura. Ma cosa ti va a fermare? Siamo già fermi tutti quanti, accelera, remate tutti dalla stessa parte, coraggio Veneti. Chiedono l'intervento della politica le associazioni dei risparmiatori truffati, che lanciano l'allarme su quel che resta delle banche venete dopo il crack. I risparmiatori che sono stati comunque derubati dei propri risparmi, dove lo Stato doveva risponderne, adesso sta mettendo in dubbio i famosi 240 milioni del FIR che dovevano essere assegnati, mentre il ministro Giorgetti non comunque molto tempo fa ha detto che verranno assegnati ai fondi dell'automotive e così saranno perduti. Questo è l'allarme che lanciano le associazioni di risparmiatori sul FIR, il fondo indennizzo risparmiatori creato per tutelare i truffati dei crack delle banche venete. Non solo questo però, perché mancano all'appello anche i fondi provenienti dalla liquidazione dei beni di Veneto Banca. Ci sono oltre 50 milioni di euro di un asset di Veneto Banca che è stato comunque assegnato tramite un'asta a Milano alla Pegaso SPA, unica partecipante all'asta, però
due anni fa questo, non sono ancora stati riscossi questi fondi e distribuiti ai danneggiati. I 240 milioni trovati anche grazie alle associazioni in difesa dei consumatori dai conti correnti dormienti devono andare a ristorare i truffati. Sono dei soldi che i risparmiatori avanzano, come avanzano quel miliardo che è stato portato via nel 2019, come avanzano altri soldi, perché la situazione delle ex banche non ha insegnato niente. L'appello è alla politica che vigili. Che si diano una mossa, che si preoccupino dei loro veneti, di noi veneti. A gennaio partirà una nuova commissione parlamentare a cui parteciperanno anche le associazioni dei truffati. Noi saremo assieme ad altre associazioni lì per dire le nostre proposte, però in maniera proattiva. Noi vi troviamo i soldi che voi non ci dovete dopo portare via, perché se no sta storia non finisce, perché se vi troviamo i soldi che non sapete di avere INPS, Enel, INAIL, non sapete di averli, bene, quei soldi li date a chi il sistema assicurativo e bancario li ha portati via. Sfiduciata la sindaca di Santa Maria di Sala Natascia Rocchi, gli avvertimenti e la richiesta di maggiore ascolto e confronto dopo il ritiro delle deleghe dell'assessore Daniel Basso sono caduti nel vuoto, quindi 9 consiglieri della maggioranza di centrodestra hanno rassegnato le dimissioni, chiudendo di fatto l'esperienza politica della Rocchi a 2 anni e mezzo dalla sua elezione, un atto che comporta ufficialmente lo scioglimento del Consiglio Comunale. E ora alla sanità, all'ospedale Santi Giovanni e Paolo, il primo bilancio di sostenibilità. Venezia è la capitale mondiale della sostenibilità e noi non potevamo sottrarci da questa sfida. L'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia ha presentato il suo primo bilancio di sostenibilità, segnando un passo importante per l'intera azienda sanitaria. Questo rapporto, relativo all'anno 2023, rappresenta la prima volta che un grande ospedale pubblico in Veneto misura non solo i servizi offerti, ma anche le ricadute in termini di costi, consumi energetici, impatto ambientale, emissioni, innovazione tecnologica, produzione di rifiuti e sostenibilità dell'ambiente di lavoro. Noi ci impegneremo a far sì che il nostro lavoro quotidiano ci porti ad una sanità completamente sostenibile e in linea con quelli che sono gli obiettivi di una città come Venezia, che deve essere all'avanguardia su questo tema. Il bilancio ha rilevato un consumo totale di energia di 107.000 gigajoule e le emissioni di gas serra pari ad oltre 9.000 tonnellate di CO2 equivalente. L'ospedale è in grado di riciclare il 90% dei rifiuti recuperati, un bilancio che non solo fotografa l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità, ma anche consente di identificare e valorizzare gli impatti generati, aiutando a definire priorità strategiche future. È un inizio del cammino, questo documento non è un obiettivo finale, ma è l'iniziativa per coinvolgere tutti quanti sui temi della sostenibilità. L'azienda sanitaria veneziana ha identificato le tematiche rilevanti e sta studiando la costruzione di un nuovo polo tecnologico. Gli interventi futuri si concentreranno sulla formazione dei dipendenti, l'educazione dei cittadini e il miglioramento della gestione dei rifiuti. Abbiamo lavorato con una comunità di dipendenti e di collaboratori che va sulle 9.000 persone, per cui noi siamo riusciti a parlare del tema ambientale e sociale a una comunità ampia e continueremo a farlo per migliorare le prestazioni dell'ospedale dal punto di vista di sostenibilità. Si chiude così per stasera il nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti, l'augurio di una buona serata, arrivederci.